Sono più di 10 milioni di euro i finanziamenti erogati al CONI Padovano dalla Fondazione Cariparo negli ultimi 10 anni, soldi di cui hanno beneficiato più di 1400 società sportive del territorio. Una sinergia che prosegue anche quest'anno con investimenti per la formazione dei giovanissimi atleti. Ogni anno vedevamo i buoni risultati degli anni precedenti e questo ci ha stimolato a proseguire. Adesso abbiamo non soltanto il programma tradizionale di sostegno all'attività con il bando Sportivamente, il sostegno alle attrezzature e agli interventi immobiliari con il bando Working Sport, ma abbiamo aperto anche a corsi di internet per dirigenti e atleti, abbiamo aiutato a impostare programmi di efficienza energetica, insomma vogliamo rendere il mondo dello sport sempre più diffuso e sempre più sostenibile. Ci è stato sempre di buona compagnia in questo percorso il CONI provinciale e il CONI nazionale. A loro esprimiamo piena gratitudine per il sostegno tecnico e anche etico che ci hanno dato. Un modello da imitare l'ha definito il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Gli investimenti fatti sullo sport a qualsiasi livello, in particolare con questi ultimi progetti, hanno oggettivamente un tasso di grandissimo ritorno sotto ogni punto di vista, non ultimo quello sociale. E dalle scuole elementari bisogna ripartire per formare la cultura dello sport. Nell'ambito di questo progetto finanzieremo praticamente tutte le società sportive che fanno attività organica, cioè con un rapporto scritto, con una specie di convenzione con gli istituti scolastici e portano lo sport nelle scuole elementari. Suppliamo allo Stato che dice da quando ho cominciato a insegnare io che fa l'attività motoria della scuola primaria, invece non l'ha fatto ancora, l'hanno portata nelle quinte, solo nelle quinte e neanche tutte.